Verona è stata tra le prime, insieme appunto alla direzione turismo, a Stefano Marchioro, ad implementare il DMS per quanto riguarda la parte dell'informazione e accoglienza turistica. Quindi già tutti gli uffici hanno consolidato l'utilizzo del DMS per questa parte. Nel 2019 c'è stato poi da parte dell'ufficio turistico di Verona, del quale facevo parte, diciamo un passo in avanti, una gamba tesa verso la commercializzazione e l'integrazione del sistema di booking del DMS, e però con visitverona.it probabilmente non era il momento dal punto di vista organizzativo. In questo caso la tecnologia, come dire, è arrivata prima dell'organizzazione turistica, quindi ci è voluto un po' di pazienza. Abbiamo già, come dire, organizzato la parte digitale, e adesso finalmente da 1 anno e mezzo è arrivata l'organizzazione, ed è adesso che noi stiamo lavorando con gruppi di lavoro sull'organizzazione dell'offerta sul digitale. Quindi siamo nel momento giusto e tra qualche mese partiremo, questa volta sul serio. Il fatto di avere un DMS già consolidato ci spinge ad andare già oltre, quindi già nel campo della Smart Tourist Destination e già nel bando al quale abbiamo partecipato chiediamo che l'intelligenza artificiale e strumenti intelligenti possano pescare dal DMS le informazioni e non in giro per il web. È chiaro che è un sistema tutto da esplorare, però siamo sicuri che se le basi sono corrette si può andare avanti bene. Ad esempio potrebbe essere interessante pensare ad un sistema che in hotel possa eventualmente dare, su suggerimento proprio dell'utente, dell'ospite, dare suggerimenti sulle esperienze da fare, magari comprarle anche direttamente in camera, perché no?